Con Loris Dall'Acqua, enologo, gran maestro della confraternita di Valdobbiadene, un ente che in questi giorni ha inviato un'istanza a tutti i soggetti interessati della filiera del Conegliano Valdobbiadene di OCG, un'istanza conoscitiva per capire il polso del territorio sullo stato della tutela della denominazione. Sì, la confraternita di fronte a una situazione che si è generata in questi ultimi 10 anni, da quando con la grande operazione riserva del nome c'è stato l'allargamento alla coltivazione del prosecco e che successivamente è diventato territorio su nove province tra Veneto e Friuli, la confraternita sta osservando che ci sono sempre di più delle perdite di percezione da parte del consumatore delle differenze e delle originalità delle varie zone di produzione. Di conseguenza la confraternita ha raccolto di dati che sono disponibili a tutti, sono di dati che sono stati anche pubblicati dal Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene, sono dati di origine SVG forniti dall'Università di Padova. Sono dati inconfutabili che ci fanno capire che la percezione della denominazione Conegliano Valdobbiadene sta perdendo forza che il grande sistema Prosecco sta appiattendo le differenze di identità e di origine. Allora, osservando tutto questo, la confraternita, che è nata nel 1946 in questo territorio, prima confraternita d'Italia non a carattere religioso, con lo scopo di rilanciare un territorio devastato dalla guerra, intuendo che la vocazione vitivinicola di queste colline poteva essere appunto il rilancio economico e sociale di un'intera area. La confraternita si è sentita in dovere di raccogliere tutte queste osservazioni e di voler sentire il territorio che è costituito da 2640 soggetti che rappresentano l'intera filiera produttiva, da piccoli produttori, a grandi imbottigliatori. Quindi questi 2640 soggetti sono stati chiamati con questa istanza a esprimere una propria opinione, esprimere soprattutto se l'opinione, cioè se le sensazioni che ha la confraternita sono delle sensazioni condivise o meno. Riteniamo che questo sia un'opera doverosa per capire qual è la direzione che vuol prendere questo territorio. Ecco, per recuperare la storia di un territorio, per tutelarne la sua valorizzazione, forse può sembrare un po' strano, ma togliere la parola prosecco diventa una soluzione. Sì, di fatto io ho questa convinzione che quando si commettono degli errori o delle valutazioni non corrette, dopo per rimediare può servire anche fare delle rinunce che sembrano di importanza basilare. Sì, effettivamente rinunciare a una parola che in questo momento è diventata magica per il mondo, perché la crescita esponenziale che c'è stata a livello di percezione a livello mondiale su questa parola è evidente a tutti, però ci rendiamo anche conto che questa parola ci sta incatenando in una situazione da cui se non corriamo ai ripari velocemente probabilmente non riusciremo più a slegarci. Noi dobbiamo essere non una cartolina di immagine del grande sistema Prosecco, ma dobbiamo essere un'identità ben definita e non confondibile, e per far questo, secondo il mio punto di vista, dobbiamo essere pronti ad avere del coraggio e affrontare una strada diversa. Una strada che potrebbe essere intrapresa anche dal Consorzio di tutela con la richiesta della confraternita a rivedere la formazione del Consiglio d'amministrazione. Sì, allora la composizione e la costituzione di consigli di amministrazione dei consorzi di tutela si basa su dei regolamenti
i regolamenti consortili generali, di conseguenza non è che il consorzio di tutela possa probabilmente modificare dei sistemi elettorali. Noi richiediamo come territorio con questa consultazione vogliamo capire se tutti i soggetti della filiera territoriale ritengono opportuno che il consorzio di tutela venga rappresentato nel CDA da soggetti che abbiano interessi prioritari sulla denominazione Corneliano Valdobbiadene, per evitare dei chiari e logici conflitti di interesse. Se a livello maggioritario sul territorio si dovesse esprimere questo tipo di opinione, la confraternita si farà carico di andare nei luoghi decisionali anche a livello ministeriale per far capire che dobbiamo muoverci in direzioni diverse. Abbiamo ideato questa istanza perché riteniamo che sia la forma più democratica di espressione. Oggi normalmente i soggetti del territorio si esprimono attraverso la voce delle associazioni di categoria, attraverso dei gruppi, di grandi gruppi di appartenenza, e quindi il singolo soggetto non può di solito esprimere la propria reale opinione. Quindi noi abbiamo ritenuto, perché questo ci sembra la strada assolutamente più democratica, rivolgerci indistintamente a tutti per sentire l'opinione di tutti.